Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia, i titoli del nostro giornale. Sospetta difterite a Palermo, la madre della piccola si scaglia contro medici e media per aver fornito ricostruzioni scorrette. ASP e procura indagano sulla morte mentre in città aumentano le richieste di vaccinazione. Effettuati tamponi a gran parte del nucleo familiare alla ricerca del paziente zero. Planimetrie dettagliate del museo erano scaricabili dal sito e la scoperta durante le indagini sul furto delle tele di Antonello da Messina. Nella piantina in apertura è indicata la sala dove erano esposte le opere trafugate e la porta probabilmente utilizzata dai ladri. Bollette sempre più care in Sicilia, dove si spendono anche 500 euro in più a famiglia a causa soprattutto dell'utilizzo dei condizionatori. Gasolio nelle isole minori sfiora i 3 euro. Per Confconsumatori servono interventi strutturali. A Militello in Val di Catania spunta una svastica nella villa comunale realizzata con i tappetini dell'area fitness a pochi passi dal monumento dedicato alla Resistenza. A denunciare l'episodio il sindaco Giovanni Burtone, indagini in corso. Il mito torna a vivere all'alba nella Valle dei Templi, in scena il risveglio degli dei, lo spettacolo di Marco Savatteri, un viaggio tra teatro, musica e narrazione dalla notte alle prime luci del giorno tra il Tempio di Giunone e quello della Concordia. Calciomercato, a poche ore dall'esordio in campionato il Catania è pronto a ufficializzare l'accordo con Coda, il migliore marcatore nella storia della Serie B. Barbera quasi sold out per il debutto della Palermo domenica contro la Juve Stabia. Sul mercato Osti al lavoro per cercare il sostituto di Joronen, infortunato. Ancora ben trovati. In apertura questo presunto caso di difterite a Palermo dopo la morte della piccola Anna Rosa di 4 anni. La madre accusa medici e media di aver fornito ricostruzioni scorrette e mette in discussione anche la gestione sanitaria del caso. Intanto ASP e procura indagano sulla morte mentre a Palermo aumentano le richieste di vaccinazione. Effettuati anche tamponi a gran parte del nucleo familiare alla ricerca della paziente zero, ma sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Gerry Italia. Solo Dio Nostro Signore può giudicare è lo sfogo affidato ai social da Manuela Maggio, la madre di Anna Rosa, la bambina di 4 anni morta a Palermo con una sospetta difterite. La donna difende la famiglia e attacca duramente le ricostruzioni circolate sul caso, contestando anche l'operato dei sanitari e parlando di medici incompetenti, accuse pesanti che dovranno essere verificate dagli accertamenti in corso. Mia figlia è stata portata diverse volte al pronto soccorso e ci sono carte che parlano, scrive la madre, respingendo anche l'ipotesi che la famiglia abbia scambiato la difterite per una tonsillite. La causa della morte ancora non si conosce, dice, perché ancora nulla è confermato. Intanto l'ASP di Palermo ha avviato l'indagine epidemiologica per ricostruire i contatti della bambina e individuare l'eventuale origine del contagio. È già scattata la profilassi antibiotica per le persone esposte, compresi alcuni sanitari. Resta ricoverato anche il cuginetto di 4 anni con sintomi simili ma condizioni al momento non preoccupanti. Il bambino risulta regolarmente vaccinato. Anna Rosa era arrivata in ospedale con febbre, vomito e inappetenza ed era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, poi il rapido peggioramento, il trasferimento in terapia intensiva e la morte. Sul caso indaga la procura di Palermo, mentre nei centri vaccinali aumentano le richieste per il vaccino esavalente. Adesso saranno gli accertamenti a stabilire cosa sia accaduto e se vi siano state eventuali responsabilità. E questo caso riporta alla ribalta una malattia che in Italia sembrava ormai confinata ai libri di storia. La difterite è rara ma non è scomparsa e i dati sulle vaccinazioni in Sicilia riaccendono l'attenzione. Sentiamo. La morte di Anna Rosa riporta sotto i riflettori la difterite, infezione provocata dal Corynebacterium difterie, trasmessa attraverso le vie respiratorie e potenzialmente letale per effetto delle tossine che il batterio può produrre. Un tempo era una delle principali minacce per l'infanzia. All'inizio del Novecento in Italia si contavano circa 30.000 casi e 1.500 vittime ogni anno. Poi la vaccinazione ha cambiato radicalmente lo scenario, trasformando la difterite in una malattia oggi eccezionale. E sul caso di Palermo sono intervenuti anche diversi infettivologi. La difterite è una malattia infettiva altamente contagiosa, purtroppo gravata anche da un'alta letalità. La malattia è prevenibile con un vaccino che è altamente efficace ed è assolutamente sicuro.
e grazie a questo vaccino non abbiamo avuto più casi da tantissimi anni. Il vaccino è obbligatorio ed è obbligatorio dal 1939. L'obbligo vaccinale esiste, purtroppo ci sono ancora tante persone che non si vaccinano per diversi motivi. Ma il caso di Palermo riaccende soprattutto i riflettori sulle vaccinazioni. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute relativi al 2024, la Sicilia è ultima in Italia per la copertura del ciclo vaccinale pediatrico di base. Tra i bambini nati nel 2022, solo l'85,13% aveva completato entro i 2 anni le 3 dosi contro difterite, tetano, pertosse, polio ed epatite B, contro il 94,46% nazionale. Cambiamo argomento. A Messina va avanti l'inchiesta sul furto delle opere d'arte di Antonello. Si indaga su un possibile basista e sui filmati delle telecamere, ma poi si è scoperto anche che sul sito del Museo regionale è possibile reperire la planimetria dettagliata dell'edificio appunto che è stato preso di mira dai ladri. Sentiamo Angelo Gagliano. Vanno avanti senza sosta le indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina dal museo a Cascina. Squadra mobile, carabinieri del nucleo tutela del territorio artistico coordinate dalla procura non tralasciano alcuna ipotesi a cominciare dal ruolo di un possibile basista. Decisivi in tal senso potrebbero risultare i filmati del sistema di videosorveglianza per trovare una traccia dei ladri in arrivo oppure in fuga. Ma nelle ultime ore si è scoperto che sul sito del museo regionale Maria a Cascina è possibile reperire la planimetria dettagliata dell'edificio preso di mira dalla banda. Si trova in una sezione appositamente indicizzata relativa ad un progetto di un paio di anni fa finalizzato e finanziato con i fondi PNRR relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche. Non è possibile però stabilire quando le planimetrie siano state caricate sul sito del museo messinese, ma è certo che sono liberamente scaricabili e ricche anche di particolari. Nelle stesse però non sono indicati gli impianti di videosorveglianza. Con la lettera A è indicata invece la sala dove erano esposte le opere di Antonello da Messina e la porta che è stata trovata aperta e che si pensa sia quella utilizzata dai ladri. 2 giovani di 18 e 20 anni sono morti in un incidente stradale la notte scorsa sulla strada provinciale di Palagonia nella Catanese. L'auto su cui viaggiavano con altri 2 ragazzi è rimasta coinvolta in un incidente autonomo e le cause sono in corso di accertamento. Le 2 vittime erano sedute sui sedili posteriori, una è morta sul colpo, l'altra in ospedale. Estate sempre più rovente e sempre più costosa. In Sicilia tra caldo e condizionatori una famiglia può arrivare a spendere 300-500 euro in più. Per Confconsumatori servono interventi strutturali e non più soluzioni tampone. Marco Carli. L'estate è come l'inverno. Se nella stagione più fredda è il gas a rappresentare la spesa maggiore per i siciliani, in questi mesi riuscire a rinfrescare vita e ambienti diventa più difficile e soprattutto più costoso. La stima, per via di un clima che diventa rovente e di bollette sempre più esose, oscilla fra i 300 e i 500 euro in più a famiglia. Attenzione a ritenere che tutto sia causato dall'eccessivo caldo che determina eccessivi consumi. Ci può stare, ma la realtà fondamentale e principale resta quella di costi esorbitanti ed esagerati e noi consigliamo sempre anche di verificare la legittimità dei vari addebiti. A rimetterci come sempre sono le fasce più deboli, anziani e pensionati o le famiglie, e in Sicilia non sono poche, che devono fare i conti con entrate non sempre sicure o con uno stipendio solo. Quali sono le contromisure? Interventi strutturali a monte, non più soluzioni tampone che servono solo ad allontanare il problema. A portare il peso di questi aumenti sono un po' tutti i consumatori, ma quelli su cui sta ricadendo maggiormente il peso sono le famiglie. E quindi è necessario porre mano a interventi strutturali. Fino ad oggi purtroppo abbiamo assistito ad interventi parziali e non risolutivi, in altri termini solo pannicelli caldi. E poi c'è anche il caro gasolio, il record nelle isole minori dove 1 litro sfiora i 3 euro. Orazio Longo. Fortunatamente l'isola è piccola e si può girare anche in bicicletta, ma pagare 3,25 euro per un litro di benzina e 2,80 per un litro di diesel fa rumore. A Linosa, nelle Pelagie, un pieno costa 1/3 in più rispetto al resto d'Italia, record di una mappa dei rincari che tocca la Sicilia più delle altre regioni, in particolare se si va nelle isole minori, dove alla crisi internazionale si sommano il trasporto via mare e la speculazione.
I dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy certificano che a Ustica si pagano 2,699 € e 2,599 € a Pantelleria. Il gasolio costa 2,699 € al Self, superando la media italiana di 58,3 centesimi. A Lampedusa il diesel oscilla tra 2,620 e 2,649 e la benzina tra 2,496 e 2,499. I tentativi di massimizzare i guadagni da parte della filiera ci sono sempre, dice Giampiero Reale, presidente di Confindustria Siracusa. Neppure la riapertura di Hormuz però produrrebbe un ribasso immediato, ma servirebbero almeno 45 giorni per ricostruire le scorte e riallineare gli approvvigionamenti. Oggi intanto la media dei prezzi Self in Sicilia è dietro solo a Calabria, Bolzano e Friuli Venezia Giulia. Il diesel Self costa 2,140 €, la benzina 2,15, il metano 1,876, il GPL 0,80. A Militello, in Val di Catania, una svastica è comparsa la notte scorsa nella villa comunale realizzata con i tappetini dell'area fitness. A denunciare l'episodio è il sindaco Giovanni Burtone. Serve una risposta ferma, non è una bravata di bambini, è la trovata di un mascalzone, dice Burtone, nel denunciare che la svastica è stata realizzata a pochi metri dal monumento dedicato alla Resistenza e ai partigiani del paese. Sono in corso accertamenti attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza per individuare i responsabili. E adesso parliamo di crisi idrica nell'Ennese. Il rapido calo delle riserve registrato tra la fine di luglio e la metà di agosto nella diga Ancipa alimenta le preoccupazioni. Sentiamo Salvo Calacciura. Con l'estate ancora in corso, a preoccupare adesso la quantità d'acqua che resterà disponibile nei prossimi mesi. Alla diga Ancipa nell'Ennese, una delle principali riserve idriche della Sicilia centrale, in appena 19 giorni il volume dell'immaso si è ridotto di 3.300.000 metri cubi d'acqua. Un calo che riaccende il confronto sulla gestione dell'immaso e fa scattare l'allarme del Movimento per la difesa dei territori di Nicosia, preoccupato soprattutto per la velocità con cui il livello dell'Ancipa è diminuito tra la fine di luglio e la metà di agosto. L'autorità di bacino ha però chiarito che le erogazioni rientrano nei quantitativi autorizzati per la stagione irrigua dei consorzi di bonifica di Enne e Catania, escludendo anomalie. Come abbiamo visto, in un mese può succedere di tutto, da quasi 20 milioni di metri cubi a 15,4 in sole 3 settimane. 4 milioni di metri cubi sono un'enorme quantità d'acqua, quasi un quarto del totale contenuto nel bacino al momento della decisione. Ricordiamo che quest'anno ha piovuto tanto, ha piovuto anche a giugno. Sullo sfondo resta però il tema della gestione delle riserve dell'Ancipa, che attualmente conta circa 16 milioni di metri cubi d'acqua, in un territorio che negli ultimi anni ha già dovuto fare i conti con una pesante crisi idrica. A preoccupare sono soprattutto la velocità con cui si stanno riducendo le riserve e l'incognita delle precipitazioni dei prossimi mesi. Il timore è che possa ripresentarsi una nuova emergenza idrica. Se ad ottobre avessimo avuto 16 milioni di metri cubi piuttosto che gli 11 che potremmo avere, sicuramente mi sentirei più sereno. E poi c'è Agrigento, dove l'acqua manca nelle case ma continua a perdersi per strada. Davide Sardo. È l'acqua che manca nelle case, quella che arriva per pochi minuti con turni che possono superare i 10 giorni. Eppure ad Agrigento la stessa acqua continua a perdersi per strada. Lungo la scala tra via Firenze e via Manzoni una copiosa perdita idrica scorre giorno e notte. Una situazione già segnalata più volte agli organi competenti, ma che ancora non è stata risolta. Il paradosso è evidente: da una parte una città assetata, dall'altra una rete idrica che disperde preziose risorse, una rete colabrodo che alimenta rabbie e proteste, perché mentre nelle case si aspettano giorni per avere l'acqua, lungo le strade se ne sprecano migliaia di litri. E proprio sulla gestione dell'emergenza interviene il movimento di Ismaele Lavardera, che punta il dito contro AICA.
La posizione è netta, AICA ha fallito, sostiene il movimento controcorrente, chiedendo al Consiglio di amministrazione di valutare un passo indietro. Mantenere in carica lo stesso CDA, si legge nella nota, significherebbe negare l'evidenza e sottrarsi a ogni responsabilità. Un'accusa pesante che riporta al centro il tema della gestione del servizio idrico e di una crisi che ad Agrigento continua a lasciare i rubinetti a secco mentre l'acqua si perde per strada. A Siracusa un vasto incendio di alcuni casolari abbandonati vicini ad abitazioni in contrada Carancino ha impegnato per diverse ore le squadre dei vigili del fuoco per domare le fiamme. All'interno dei casolari pieni di rifiuti di varia natura c'erano anche delle bombole di gas che sono esplose senza fortunatamente provocare feriti. E adesso andiamo nella Valle dei Templi dove torna a vivere il mito fino al 30 agosto in scena il risveglio degli dei. Vediamo. Prima la notte, poi la luce che lentamente conquista la Valle dei Templi. È all'alba che il mito prende vita tra le colonne e la storia incontra il presente. Torna fino al 30 agosto ad Agrigento il risveglio degli dei, lo spettacolo scritto e diretto dal regista Marco Savatteri che celebra quest'anno la sua 10ª edizione. Una produzione firmata Savatteri Produzioni, realizzata in collaborazione con il Parco Archeologico della Valle dei Templi. L'esperienza inizia alle 4:30 dalla bietteria del Tempio di Giunone. Da qui il pubblico percorre la via sacra, accompagnato dalle divinità della mitologia greca, fino al Tempio della Concordia, dove prende forma lo spettacolo. Un percorso immersivo tra teatro, musica e narrazione, nel quale i grandi miti vengono riletti alla luce della contemporaneità. Narciso diventa metafora di una società sempre più concentrata sulla propria immagine. La guerra di Troia richiama i conflitti del nostro tempo. Medusa porta invece al centro il tema della paura e del rapporto con l'altro. E sullo sfondo c'è la Valle dei Templi che all'arrivo dell'alba diventa parte integrante dello spettacolo, trasformando il risveglio della natura in un autentico evento scenico. Ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco con il calcio, con il Catania e il Palermo che si preparano all'esordio in campionato. A tra poco. Ancora ben trovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio, parliamo della Catania che è pronto all'esordio in campionato contro l'Inter Under 23 domenica al Massimino, ma la notizia più importante arriva dal mercato perché è in arrivo Massimo Coda, un colpo di esperienza e gol per l'attacco rossazzurro. Marco Carli. Un vero colpo di coda nei giorni finali delle trattative. Il Catania prepara l'esordio in campionato. Domenica alle 18 al Massimini i rossazzurri affronteranno l'Inter Under 23, ma la notizia del giorno arriva soprattutto dal mercato. Nella settimana in cui sono arrivati Masciangelo e Di Marco, il Catania è vicino ad ufficializzare Massimo Coda, l'attaccante 37enne, miglior marcatore nella storia della Serie B e reduce dall'esperienza alla Sampdoria. È atteso il rossazzurro, un colpo d'esperienza e pesante per l'attacco di Longo e un segnale importante nella settimana dell'esordio, un anno più opzione per il secondo, la base d'accordo. Insomma, mentre la squadra prepara il debutto, il mercato regala un nome importante con Rolfini, che invece ha i saluti. Per quanto riguarda la partita con l'Inter Under 23, Longo sembra aver già in mente gran parte dell'11 titolare. Nell'ultimo test contro la Primavera ha vinto 5-0, il tecnico ha confermato Rinaldi tra i pali, in difesa potrebbe esserci Perrotta con Ierardi, mentre Pagliai e Donnarumma vanno sugli esterni con quest'ultimo che se la gioca con Masciangelo. Corbari, Quaini e Jimenez a centrocampo, quindi davanti potrebbero esserci Cicerelli, Liguori e Leonardi. L'Inter Under 23 arriva invece al Massimino dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro il Vado ai calci di rigore. E anche il Palermo si prepara per la sfida di domenica alla Barbera contro la Juve Stabia. Sul mercato invece Osti è al lavoro per trovare un'alternativa all'infortunato Joronen. In avanti è possibile arrivo del centravanti Spendi. Sentiamo Marco Gulla. Corsa verso l'obiettivo e soprattutto verso la prima di Serie B. Il Palermo domenica in un Barbera come sempre da quasi tutto esaurito sfiderà la Juve Stabia. I segnali positivi sono già arrivati. La vittoria contro il Lecce è un frame della solidità del nuovo Palermo di Pippo Inzaghi. In porta ci sarà Fortin, ma il club rosanero sta accelerando per trovare un sostituto di Joronen che bene che vada resterà fermo almeno 2 mesi. Perin è sempre le alternative. Il direttore sportivo Osti si sta prendendo qualche giorno di
di riflessione. Perin avrebbe già dato un benestare di massima al trasferimento, ma resta da convincere il club bianconero. La Juventus infatti non sembra intenzionata a privarsi facilmente del giocatore. Il Palermo proverà a sfruttare la volontà di Perin di trovare maggiore spazio e continuità. Intanto si profila una nuova operazione di mercato per l'attacco. Brunori potrebbe andare al Cesena, mentre dal club romagnolo potrebbe arrivare in rosanero l'attaccante Spendi, da definire solamente in che termini inquadrare questa operazione. Il centravanti albanese rappresenterebbe un ulteriore rinforzo per una squadra che è stata etichettata già come la regina del mercato di Serie B. Un'altra pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Prima di chiudere c'è una notizia che arriva da Licata nell'Agrigentino, dove 3 turisti sono stati rapinati in corso Umberto. I 3 giovani sono stati avvicinati da 2 uomini a bordo di uno scooter che li hanno minacciati con un'arma. Uno dei turisti ha consegnato ai ladri il borsello che aveva in spalla, che conteneva 300 euro. Con questa notizia ci fermiamo, grazie per averci seguito. A tutti voi un buon proseguimento di serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.